certo, era ora, e sicché adesso faremo anche un brindisi con questo Asolo Superiore Prosecco Extra Brut, che è un vino che fa più di 3 mesi di autoclave e sicché è molto fine e molto elegante, che avremo modo di assaggiarlo. Allora, mentre Walter lo apre, a me viene una curiosità. Tanti amici che magari non sono veneti mi chiedono: ma il nome, la Caneva dei Biasio, la Caneva cos'era, Walter? No, la caneva nel dialetto veneto o il dialetto trevigiano è la cantina, mentre Biasio sarebbe, come tutte le famiglie, è il soprannome della nostra famiglia, perché noi arriviamo dai Biasio, che era un capostipite di... Allora, la Caneva quali caratteristiche doveva avere, Walter? La Caneva, la nostra è un'azienda che praticamente ha 80 anni di storia. È partito il nonno, è partito il nonno, dopo è partito mio papà, e nel 74 praticamente tutta la famiglia, noi fratelli, praticamente, che è un'azienda a carattere familiare, l'abbiamo portato avanti, e appunto abbiamo fondato questo marchio, che è la Caneva di Biasio, perché proprio ci indicavano proprio come la cantina, come Caneva, e allora abbiamo abbinato Caneva e il soprannome della nostra famiglia. Allora, a proposito di abbinamenti, intanto Walter ci versa quest'Asolo Prosecco Superiore di OCG Extra Brut. E con quali cibi lo possiamo abbinare, Walter? Essendo un Extra Brut, penso che il piatto principale è sempre quello del pesce, specialmente anche quello del crudo. Riusciamo a abbinarlo, che adesso va di moda, e riusciamo a abbinarlo molto bene, perché questo ha dai 3,5-4 grammi di zuccheri, sì, che è molto secco, ed è un vino che si presta, praticamente ti lascia una bella bocca asciutta e ti pulisce bene la bocca. Io dico sempre che il vino è un regista della tavola, che quando ingerisci il cibo praticamente riesce a pulire la bocca e portarti a ingerire l'altro. Allora, nelle vostre presentazioni c'è anche una cosa che mi ha incuriosito, che mi ha attratto. A Licea dice dove la storia incontra la passione. Di cosa si tratta, Walter? Questo è la linea superiore che noi abbiamo fatto, questo è un marchio che io ho dedicato a mia figlia, e praticamente abbiamo fatto, si chiama Alicea perché Ali, che arriva da Alice, Cea perché mio figlio, che adesso ce l'ho in Australia, la chiamava Cea. Cea in dialetto vorrebbe dire piccola, però se togliamo la A rimane il nome Alice. Allora, mentre io e Walter facciamo un brindisi naturalmente all'azienda, ma anche a voi da casa, e al fatto che abbiamo ripreso in presenza, che sia di buon auspicio anche per quello che sta succedendo, facciamo una piccola anticipazione, perché dopo questo Vinitaly andremo alla scoperta della cantina della Caneva dei Biasio e soprattutto dal Re Cantina. Che cos'è? Anticipiamo poco però, Walter. La Recantina è un vitigno che noi troviamo nelle colline asolane, che praticamente è un vitigno che è stato riscoperto, perché è sempre stato presente, però era stato lasciato andare, però negli anni 90, metà degli anni 90, è stato riscoperto assieme alla scuola di Conegliano e assieme a degli agricoltori eroici, hanno portato avanti questo vitigno, e dopo, quando saremo in cantina, avremo modo. È un gran bel vino rosso. Allora, grazie Walter Porcellato, un brindisi alla Cantina dei Biasio, un brindisi a voi, e seguiteci perché dopo Vinitaly andremo in cantina.